Bella raga, ciao a tutti dal Cumendone veneziano. Allora, Fiori, oggi parte un progetto, il classico progetto cumendiano con Football Manager. Allora, voglio ripercorrere delle stagioni di Football Manager iconiche, almeno per me, con delle squadre che insomma hanno segnato la mia infanzia e il mio godimento. Quindi in questo caso siamo su CM4, stagione 2002-2003. Allora volevo cominciare dall'AC Milan di Milano, che ha portato a casa Coppa Italia e UEFA Champions League nella storica e meravigliosa, almeno per noi milanisti, finale di Manchester contro la Juventus. Però se avevano fatto manager obiettivi, nel senso il Milan in quell'anno ha vinto due trofei, quindi Coppa Italia, Champions League e non ha vinto lo scudetto. Noi dobbiamo cercare di fare la stessa cosa, almeno vincere due trofei su tre. Se vinciamo Coppa Italia e campionato, comunque l'obiettivo non ti importa che se non abbiamo portato a casa la Coppa delle Grandi Orecchie. Quindi questo è l'obiettivo, cercherò di fare una buona veloce, se sarà una stagione comunque rapida, anche perché i primi football manager comunque non avevano mille cose da controllare, ecco. E facciamo un primo video dove faccio il mercato, che vi faccio vedere un po' chi compro, se riesco a prendere qualcuno, e dopo andiamo con le partite, ma cerco di lasciare, come dicono quelli bravi, cercando di fare, voglio fare più stagioni, quindi tra cui, esempio, ci sarà, non so, vi faccio un esempio, vi dico già che la 2001-2002 potrebbe essere il Manchester United di Ruud van Nistelrooy, per dire, ma la 2000-2001 portare finalmente qualcosa a Valencia, la 2003-2004 per esempio. Adesso non so, non mi ricordo il 2003-2004, devo un attimo capire che squadra diciamo ha vinto qualcosa o comunque era iconica e tutto quanto. Poi però posso anche io dopo cambiare idea perché c'è la Roma, comunque di cercare di far vincere qualcosa, o invece, tipo non so, ad esempio, appunto, ecco, non so, per esempio il Leverkusen 2001-2002 ha perso tutto, e l'obiettivo potrebbe essere farli vincere almeno una cosa, cioè una roba così. Quindi spero possa piacere, vediamo quanto lunghe sono le serie, se è una serie diciamo con un massimo 4-5 video, potremmo fare anche più stagioni, diciamo diciamo, sfide anche sulla stessa stagione. Ecco. Quindi ragazzi facciamo un po' di mercato, siamo appunto con il Milan, squadrone devastante in quegli anni, e vediamo di riuscire a portare, dobbiamo vincere due trofei su tre, cioè non che né santi e né madonne, se no la Challenger, come dicono quelli bravi, è andata. Ok ragazzi, abbiamo i preliminari di Champions League, per il momento non siamo riusciti a acquistare nessuno, sto tentando Cafu a destra, perché a destra ci facciamo cagare, ma un po' il nostro punto debole anche in quegli anni, e sto provando a portare Kakà con un anno di anticipo, ma fare mercato su sto gioco è impossibile, poi abbiamo 15 milioni. Siamo poveri. Aspetta un attimo. Questa è la tattica ovviamente. Diciamo, ho cambiato un po' le istruzioni, diciamo sì, ciao. Scusate. Sedro fa compiti più offensivi, Gattuso deve stare in difesa e massacrare chiunque, Pirlo deve stare davanti alla difesa e smistare il gioco, Rui Costa è il creatore, Sceve Inzaghi le bocche di fuoco. Va bene, però il capitano, cuore di drago, Paolo Maldini. Ok, salviamo, non si può salvare, perfetto, speriamo bene. Bella partita. Larsen 41, che bello. Deve essere il primo football manager con i pallini. Allora, opzioni. Azioni chiavi, velocità, veloce. Deve essere visuale 2D. Ok, gioca. Vai ragazzi. Dinamo Zagabria. Realizzare contro lo Slovan Liberec. Rischiamo di passare il turno perché sennò so cazzo. Tanto yellow card per Sandrino. Ma guardate il football così è veramente bello, però con 12esimo, ancora nulla, chiaramente abbiamo tenuto la squadra, diciamo com'è. Poi vediamo se riusciamo a portare a casa qualche colpo. Attenzione, Paolo Domaldini, guarda che roba. Paolone. Vedi Andri. Per effetto Serra, mamma mia, fuori di porta. Super Pipus. Per Cacca per Calazze se ne va, Rui Costa, il Musagete, Rui Costa, mamma mia, miracolo del portiere della Dynamo, attenzione qua però, attenzione, bravo Nelson, para Nelson. Due belle azioni Milan, però occasione anche per i croati.
Lazio, erano i due terzini un po' così. Sandrino Nesta per vento di passione, il Bambi di Kiev, Andri, vede effetto Serra, Pirlo bravissimo, Pirlo numero incredibile, Sheva, vede Rui Costa, Cesar, Manuel Rui Costa. 1-0, 1-0. 1-0 per l'AC Milan di Milano. Però se vogliamo fare, andiamo molto veloce. Attenzione Sheva, smista pallone ancora per Rui, mamma mia. Quasi gol. Mi costa show ragazzi, Ricordiamo che abbiamo anche Vitor Rivaldo ragazzi in panca, Ok, tattica civile. 8-7 condizione. Effetto serra è finito. E mettiamo Ambropini. Ma perché ogni tanto mi fa ste robe? Istruzione giocatore. Pini. Mentalità normale. Ok. Ma solo cambio per il momento. Lui Costa ha fatto una grande. Serra ha fatto una bella partita, però è stanco. Siamo all'inizio del campionato, non voglio rischiare infortuni. Cacca per calare, si è visto poco. High tension, Pippo Inzaghi. Senti che bello però. Pirlo. Andrea. Darione Simic. Mamma mia, Simic mi fa un po' paura. Pippo. Pippo per lui, ancora lui ragazzi. Lui sembra scatenato, ma scema! Andri! Fuori gioco. Andri. Shevchenko. 2-0. Un Milan sontuoso. Vabbè, siamo contro Dinamo Zagabria. Ma no, tattica Milan. Ah, si vede qua era così, madonna. Condizione. Abbiamo Rui, anche Rui è stanco, mettiamo Vitor. Che può avere gli stessi compiti, però Vitor. Rivaldo. Onestamente riesce a fare la stessa cosa, è un po' come il buon Rui. E mettiamo anche Yondal, lo scorpione bianco per Pippo, che l'ho visto, insomma, un po' così. Ok. Thomason per Super Pippo. Vai. Cambia 76esimo, arriverà l'infortunio, sono sicuro. Vediamo se c'è ancora questa legge dei primi scudetti poi. 86esimo. Perché i preliminari sono nostri. Pip, pip, e vinciamo alla grande. 0-2, quindi abbiamo ipotecato il passaggio del turno. Molto bene, molto bene. Il match dell'acquista Henrik Larsson, ole. Ragazzi, e con un anno d'anticipo arriva Riccardino Cacà. Prima data pare 9 milioni. Bene, non è più soldi praticamente, ma lo voglio, non mi interessa. Come? No, perché? Ma scusa, che pagando i 24, vedi, questa è una cagata rispetto agli altri football manager. Io ho fatto a rate, tranquillissimo. Niente, lo posso prendere. Vaffanculo, niente. Sogno Ricky è finito. Qualcuno devo prendere. No, più che altro a questo punto mi dedico alla fascia destra. Mi girano un po' i maroni, ma... Allora. Tu. No, scusate. Allora, ricerca giocatori. Filtra. Destra. Difensore. Come Belletti. Ah, ok. Il Belletti. Qualcuno che voglia venire? Zanetti. Saverio voglio Saviero. Cosmi incontra, ex idolo. Abbiamo un po' di giocatori, ma... Evan Nilsson. Vediamo quanto vuole.
Se io faccio a rate, non mi puoi scartare tra ricco. Beh, percentuale sessione ne mettiamo il 50%, tanto facciamo un anno. Ce ne sbattiamo i maroni. Qua mi vale 6. Ok. Poi vediamo che un po', insomma, questo non era male. Questo non era male. Marcatura 14. Ma possiamo provare, dai. Soldi, quelli sono purtroppo. Possiamo vedere un po' di mercato, dai, come prima video ci può stare. Anche Cafu non viene. Scaloni. Questo anche no. Massimo Oddo, anche lui. Vecchio cuore rosso-nero. No, ancora. No. Il suo momento tra un po'. Zebina. Marcatura 13. Che veloce. Però non mi è mai piaciuto. Qua cominciamo ad andare veramente giù. Willy Sagnol, 25 anni. Marcatura, colpo di testa. Beh, un Sagnol. Possiamo fare anche così. Vediamo. Vi do subito. Vediamo un po'. Così anche un po' di mercato. L'Inter passa, ragazzi. E cacà, purtroppo. A questo punto, ragazzi, cacà. Niente da fare. Comunque non abbiamo bisogno di... Oh, l'Ausel Borussia Dortmund. Bella notizia. Oh, yes. Sì. Coloccini. Coloccini. Sembrava chissà che... Mamma mia, un coglione. Fabrizio Coloccini, uno dei giocatori più scandalosi della storia del Milan, purtroppo. Beh, ragazzi, abbiamo un ritorno contro la Dinamo. Vediamo di portare a casa il risultato. E andiamo, vai. Marcus Mann, grande Marcus. Sesta formazione. Ok, vai Sheva. Sheva. E Rui Costa ancora, ragazzi. Rui Costa è partito a bomba quest'anno. Cacà purtroppo ha dovuto annullare la trattativa perché non lo so neanche se poi guardatelo, se non posso prendere, cioè cagata atrocissima. Vabbè. Stiamo con quelli che abbiamo. Andrea Pirlo. Per non terzino devo prenderlo almeno di riserva perché non avevo nessuno qui. Allora il gol di Pirlo. Traversa scandalosa di Andreino. Giallo per Rui Costa. Dai che secondo tempo facciamo turnover. Vai Rui. Regalaci il The Dream Rui. Rui ragazzi in condizioni bibliche. Mamma mia. Manuel Rui Costa. Gli ha dato dei compiti veramente di poter svariare dove vuole, di poter giocare come vuole, fare qualsiasi cosa. È il nostro muso agente, l'ispiratore delle muse. Doppietta di Rui Costa, che silenzio. Lui manca solo Super Pippo, manca l'appello. Perché passiamo tranquillamente i preliminari, ma vai a scema subito Andri. Strepitoso Rui, mamma mia. Un Milan dominatore, Rui Costa proprio mamma mia, Rui Costa ne prova tutto. Milan da capo giro, Kakaver, Calazzi, Super Pippo. Paolo. Rui Costa al volo, cioè ragazzi, Sedorf, effetto Serra, mamma mia. Zanna bianca, niente. Non sanno cosa fare i croati. Milan sublime. Sì, insomma, ci gasiamo tanto, ma stiamo giocando contro il nulla. Ok, allora. Condizione. Scusa? Scusate. Allora. Cuore di drago e distrutto. Mettiamo Serginho. E proviamo Roque Junior.
Però Serginho qua è un po', diciamo... Però che giorno lo teniamo qua. E Seedorf diamo compiti non troppo offensivi. Vediamo Serginho se può fare quel ruolo, diciamo. Perché Serginho è più in avanti, ovviamente, non è certo terzino. Pirlo, per André, per Rui, si gira meravigliosamente. Rui Costa, mamma mia. Ultimo cambio, attenzione punizione intanto. Intanto mettiamo Yondal Thomas, togliamo Sheva, che così anche lui si riposa. Vai. Gattusino. Vogliamo il gol di Pippo però. Vogliamo il gol di Super. Serginho. Vede Yondal, lo scorpione bianco. E Thomasson, subito gol appena entrato. Ripeto, all'appello manca solo Super Pippo. Grande Yondal. Mamma mia. Che giocatore, appena entrava era gol. Adesso sarebbe inamovibile il Milan all'epoca, era riserva. Anzi, vengo anche dalla sconfitta del Milan col Torino, quindi mi viene da piangere da vedere il Milan per quanto siamo campioni d'Italia rispetto a sto Milan. Finisce qua, buon 3-0, ancora clean sheet. Perfetto. Dai che ci siamo. Adesso vediamo di prendere sto cazzo di terzino. Allora abbiamo Real Madrid Racing Club di Lens, e questo c'era anche nel girone vero, c'era nel primo girone, mentre Real Madrid era nel secondo. E Celtic Glasgow, ragazzi, girone non semplice. Girone non semplice. Adesso vediamo se riusciamo a fare un colpetto, perché siamo dal 28 agosto, 29 anzi. Non siamo certi messi bene. E se no stiamo così, ragazzi, mi inventerò qualcosa. Tanto la squadra è forte. Quindi. Vediamo se riusciamo a fare l'obiettivo di vincere 2 trofei su 3. 3 sarebbe bello. Allora. Siviglia questa Cleberson. Vabbè, però adesso devo capire un attimo. Allora, ricerca giocatori. Anche una riserva la devo prenderla, sì. Comotto mi prendo. Il grande Comotto. Non sei un bel giovane, cavolo. Ragazzi, guardatelo, Halfing Holland. Grande. 21 anni. Patrizio. Quanto vogliono? 3 milioni. Lo tiriamo su noi. Facciamo un attimo una cosa però prima. Allenamento. Adesso la prima squadra. Ok. Insomma, è finito il precampionato, quindi voglio dire. Ok. Poi ricerca giocatori. E qualche giovane, qualcuno che sappiamo, perché noi lo sappiamo chi diventerà un campioncino e chi no. Cacao è già tanto, cioè qualcosa vogliono già troppo, non avevo soldi proprio, incredibile, cioè. Veramente un one scandal, one scandal. Andiamo un po' su. Dopo qua purtroppo questi costano troppo, ragazzi, cioè non... Cosmi incontra appena venduto, ma ha fatto bene 3 partite. Mai piaciuto. Il Super Depor. Il grande Depor che ci ha inculato, madonna, se ci penso, guarda. Pippo Pancro, signori. Pippo Pancro. Che fa entrambi i ruoli, anche se aveva Pippo Pancro. Questo non sarebbe male, ma quanto vogliono.
Almeno un acquisto vorrei farlo, grazie. Sì, non andrebbe malissimo, niente di mostruoso, di certo non è il più forte dell'Arsenal, però grande Marione Melchiot. Il problema è che Zebina almeno conosce il calcio italiano, certo, ripeto, non mi fa impazzire. Meglio di un pugno. Segnò il peccato, cazzo. Lo facciamo così. Sagnoli diamo tutto. Ok, vai. Vediamo se arriva qualcuno. Ma è un terzino. Cosa c'è, amichevole? Ma l'avevo annullata, porca miseria. Andiamo in vacanza un giorno. Porca miseria, oh. Torniamo al Trent. L'ho annullata, ne creano altri. Loro creano. Com'è andata? Vinto 2-1, va bene. Adesso si parte subito. Alla prima giornata Champions League, subito. Celtic Glasgow, Milan, in casa. Vabbè. Questa volta la più scarsa di comunicare i giocatori. Cioè, però io ho bisogno di... La Costa Curta per forza. Elveg per forza. Togliamo beh dalla buona, ragazzi. Ma si può togliere? Boh. Poi che abbiamo? Basta questi, possiamo iniziare. Vabbè, Elveg che costa curta in più, va bene, Elveg comunque me lo fa il ruolo. In realtà potrei tenere... Beh, scusa, no, Turam? Guardate, Turam lo prendo subito. E se la Juve lo vende, che non lo venderà mai a me, ma... Scusa, ma... Ricerca rapida. Prima del... Come primo video facciamo un po' di mercato. Cristiano. Eccolo qua. Già forte, cazzo. Portiamocelo a casa, no? Noi possiamo dire che abbiamo avuto Ronaldo. Messi invece no, perché Messi ancora... Infatti sì, Messi ancora no. Ok, se vediamo qua il declino di Gaizka, eccolo qua, al Barcellona, ma era già apparetto. Perché i parametri sono ancora buoni però, in prestito dalla Lazio, non era ancora iper scarso, però ormai purtroppo era andato. Richelme, ragazzi, che Barça. Invece era troppo sto Barça. Anche se in realtà è un Barça poco vincente. Ah, Cafu accetta, offre una 3 Cafu. Allora, milioni. Madonna, oh. Ok, aggiungi. Aumentano le stipendio, 25%. Non è interessato, ma perché? È impossibile fare mercato una volta. Rifiutato per Cristiano. No, un giocatore però, adesso mi impunto, lo voglio. Tanto abbiamo Thomas Helveg, ragazzi. Quando c'hai Thomas Helveg in difesa, sei tranquillo. Cioè, un Thomas Helveg. Perché il mercato sta per finire, eh? Ah, un ingaggio, beh, non posso darti di più di così. Cioè, facciamo così, fino al 2007, fino alla Champions. Aggiungi. No, porca puttana, oh. Che sfiga. Vabbè, non prendiamo un cazzo di nessuno, probabilmente. Che fuori rifiuta. Non posso. Che stronzata, così poco non capisco però, eh.
Sì, ti offro 600, zio Ken, e non vuoi venire. Boh. Niente, non riusciamo a portare a casa un giocatore. Vediamo un Lampard, per esempio. Francuzzo. Già il Chelsea, giustamente. Vediamo i sbarbati. Sì, bene che c'era, sì, ovviamente tutti quanti già comunque giovani, ma già comunque blindati. Un centrocampista in più non mi farebbe comunque schifo. Avevo capito che in difesa non c'è un cazzo di nessuno, purtroppo. Zona centro, centrale. C'è qualcuno di carino? Non è un po' giù con i soldini perché non avevamo un cazzo di skate. Beh, Xabi Alonso al Sociedad B addirittura. Già bei parametri, eh? Infatti costa anche già. Che palle, oh. Impossibile fare mercato su sti giochi. Mi ricordavo che era impossibile. Fare il Miku grande. Quanto mi piaceva Miku. Buon giocatore. Albertini. 6 milioni Lampard, incredibile. Il primo Lampard, diciamo. I primi anni. Maresca, Duscher Deportivo. Beh, attacco direi che non mi serve. Attacco siamo abbastanza tranquilli. Ugo Viana. Sembrava il campioncino. È una squadra talmente forte che non vedo nessuno, sinceramente, che possa veramente aiutarmi. Ecco, Park Ji-sung. Però è trequartista. Cioè. No, andiamo avanti. Caso prendiamo qualcuno a gennaio, dai. Niente. Niente, dai, che non posso fare niente. Boh. Pazzesco non poter far mercato. Sì, che insomma, c'era ancora zio Silvio. Porca miseria. C'era ancora Silvietto. Un attimo che intanto scrivo messaggini hard. Niente. Sagnol. Avevano battuto. Cioè. Sì, ma come può venire, dai? Vai. Non gioverebbe. Ascolta, io un difensore in più lo voglio per sicurezza. Beh, non sembra proprio una merda, sinceramente. Dai, difensore destro, che 3-14, colpi di testa 15. Non è lento, dai, non è velocissimo, però dai, 25 anni. Oh, almeno un colpo arriva, dai. Perfetto. Sono più tranquillo adesso. Qua nessuno vuole i miei giocatori, sì, per carità, mi sono in vendita alle minchie, però. Ma Sciamotto, ti prego, almeno mi tolgo l'ingaggio. Offri, no, sì. Offri ad altre squadre. Guarda, 3,50. Ve lo regalo, basta che. Perfetto. Sagnola arriva alla corte. Beh, l'unico acquisto 15 milioni, 15 sacchi comunque. Sì, perché il tatuatore così adesso ne vogliono almeno 40. Se Cucurella ne hanno pagati 50. Sagnol ne vale il quadruplo, il quintuplo, il sestuplo, però. Vabbè, chiudiamo con un colpo che insomma ci può dare un piccolo aiuto almeno, dai. Visto che adesso siamo in difficoltà. Peccato per Ricky Kakà che
l'avrei preso subito, cioè che se me ne frega, cioè. Anche se siamo rivali, ce li avevo tutti. Fotte sega, fotte sega. Quel Milan là era un Milan meraviglioso. Infatti era il Milan dei meravigliosi. E adesso ha vinto uno scudetto, è bene, però siamo molto lontani da quel Milan, anni luce da quel Milan, perché proprio la Serie A è anni luce da quella che è adesso. Va bene, io direi di fare qua, direi di fermarci qua. Non ancora convinti, trasferimento Evra. Ciao. Perfetto. Mettiamo a posto qua le riserve. Allora, riserva una costa curta, sì. Elveg, sì. Scusa, non posso registrarlo in Champions? Se non non me lo fa registrare, vabbè. Vabbè, giocherà in campionato, dai. Mettiamo Elveg qua. Ma che coglioni, però, che spociomi. Ambropini, Tomasson. E chiudiamo con Serginho, ovviamente. Buono, raga, saluto il commendatore veneziano, spero possa piacere questa serie. Adesso andremo molto veloci, faremo un sacco di partite a video e vediamo se riusciamo a fare l'obiettivo, vincere almeno 2 trofei su 3. Può essere anche scudetto e Coppa Italia, l'importante è fare come il vero Milan. Raga, un saluto da un commendo veneziano. Ciao!